stato ritrovato senza vita il giovane padovano residente con la famiglia Tombolo, disperso sulle Alpi Giulia, il corpo individuato all'interno di una buca sul nevaio che intendeva scalare in solitaria. Sono gravissime le condizioni di Tiziano Siviero, bassanese, 64enne, campione del mondo di rally, coinvolto in un terribile incidente stradale all'isola d'Elba. Gli investigatori lo definiscono predatore seriale virtuale, un veronese denunciato per aver adescato su Instagram una 14enne di Conegliano richiedendole foto e video intimi. La morte dello studente 18enne a Noventa di Piave, domani mattina l'autopsia all'ospedale di San Donà, non prima della prossima settimana i funerali. 4 gli indagati. Focolaio di influenza aviaria in un allevamento di circa 700 capi a Silea, riunita l'unità di crisi regionale l'ULS 2 ha emanato l'ordinanza di abbattimento degli animali. Maxi frode internazionale sui carburanti scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza, 9 le misure cautelari eseguite, fatture false per 600 milioni di euro. Stretta di finanza e polizia locale di Venezia sugli affitti turistici in città, scoperti nel corso dell'estate oltre 30 B&B abusivi e stanze nei magazzini. Il calendario del Consorzio Industriali Protezione Ambiente, presentato questa mattina a Belluno davanti a una platea di campioni e all'icona di sempre dello sport italiano Novella Calligaris. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la cronaca, perché è stato ritrovato senza vita il giovane padovano residente con la famiglia Tombolo, disperso sulle Alpi Giulie. Il corpo è stato individuato all'interno di una buca sul nevaio che intendeva scalare in solitaria. Una lunga notte di ricerche e speranze e infine, grazie al fiuto di Asia, il cane del soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, individuata la via di accesso per ritrovare il suo corpo. Aveva 24 anni, una grande passione per la montagna, Stefano Bazzacco, il giovane residente a Tombolo con la famiglia, recuperato senza vita dai soccorritori all'interno di una buca del nevaio sottostante l'attacco dello Spigolo, Dei e Peters nelle Alpi Giulia occidentali nel territorio di Malborghetto Valbruna. Qui, dopo essere stati indirizzati da Asia, i tecnici del soccorso alpino si sono calati per una decina di metri, riuscendo a riportare Stefano Bazzacco in superficie. A far scattare l'allarme nella serata di ieri il gestore del rifugio Pellarini, da cui il giovane era partito all'alba con l'intenzione di raggiungere in solitaria lo sperone nord-est della Torre delle Madri dei Camosci, senza purtroppo fare ritorno. E sono gravissime le condizioni di Tiziano Siviero, il 64enne bassanese, campione di rally al fianco di Miki Biasion, coinvolto in un tremendo incidente stradale all'isola d'Elba. Il mondo del rally è in apprensione per le condizioni di Tiziano Siviero, vittima di un grave incidente stradale accaduto nella serata di ieri all'isola d'Elba. Siviero, 64enne, 2 volte campione del mondo di rally al fianco di Miki Biasion nel 1988 e nel 1989, è attualmente ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Pisa, dove è giunto con l'elisoccorso e dove è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. Siviero, che da anni vive sull'isola d'Elba, ieri sera era alla guida del suo scooter lungo la provinciale Ovest tra Porto Azzurro e Portoferraio, quando, intorno alle 20, è avvenuto lo scontro con un'auto. Un impatto violentissimo, quasi frontale, che lo ha scaraventato a una decina di metri dal punto dell'impatto. Trasportato in un primo momento all'ospedale di Portoferraio, vista la gravità della situazione, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento al Cisanello di Pisa, dove è stato operato d'urgenza. Le condizioni di Tiziano Siviero sono ancora molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Vi do una notizia dell'ultima ora. 2 studentesse minorenni a bordo di un bus del servizio scolastico di ATV sono rimaste ferite in un incidente causato dal malore che ha colpito il conducente a Sandrà di Castelnuovo del Garda. Siamo in provincia di Verona. L'autista, alle prime avvisaglie del malore, ha rallentato la marcia cercando di fermare il mezzo sul ciglio della strada, ma ha terminato la corsa in un vigneto adiacente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e i vigili del fuoco
fuoco di Bardolino per estrarre il conducente dall'autobus e mettere in sicurezza l'area. Oltre all'autista sono rimasti feriti altri passeggeri. La situazione comunque parrebbe sotto controllo. Le due minori sono ricoverate nel reparto di pediatria dell'ospedale di Villafranca di Verona per accertamenti. Tra l'altro c'è stato un incidente poco fa anche in A4 tra Cessalto e San Donà di Piave. I soccorsi sono per l'appunto in corso, ma non ci sarebbero gravi conseguenze. Tutti gli aggiornamenti nel corso dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sempre per la cronaca, gli investigatori lo definiscono predatore seriale virtuale. È il veronese indagato per aver adescato su Instagram una minorenne di Conegliano, richiedendole foto e video intimi in cambio di ricariche telefoniche. Avrebbe proposto ad una ragazzina ricariche telefoniche in cambio di foto e video hard. Un uomo residente nel Veronese è indagato. A lui gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano, diretti dalla Procura di Venezia, sono giunti in seguito ad un'articolata indagine che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. L'uomo si sarebbe reso responsabile dell'addescamento sui social di minori per poi manipolarli psicologicamente fino ad ottenere la loro fiducia, superare le resistenze e abusarne sessualmente. A lanciare l'allarme è stato il genitore di una ragazzina del Coneglianese che ha sporto denuncia al locale commissariato di polizia dopo aver individuato sui dispositivi della figlia minore numerosi contatti virtuali con l'uomo tra luglio 2019 e novembre 2021. Di qui l'indagine che ha portato anche ad una perquisizione a casa del veronese, nel corso della quale è stato rinvenuto altro materiale probatorio inerente ulteriori contatti nell'ambito del mondo della prostituzione virtuale. L'indagato, secondo quanto accertato dalla polizia, sarebbe un predatore virtuale seriale ed avrebbe altri precedenti specifici. Ritorniamo sulla tragedia che è costata la vita al 18enne stagista Giuliano De Seta, 90 di Piave. Domani è l'autopsia, non prima della prossima settimana i funerali, in seguito ai quali il corpo sarà cremato. 4 gli indagati. Sarà eseguita domani mattina alle 9 all'ospedale di San Donà di Piave l'autopsia sul corpo di Giuliano De Seta, lo studente 18enne di Ceggia, morto venerdì scorso in alternanza scuola-lavoro, schiacciato da una lastra di ferro alla BC Service di Noventa di Piave. In mattinata è in procura a Venezia l'udienza per il conferimento dell'incarico al medico legale Silvano Zancaner, mentre la famiglia del ragazzo, assistita dall'avvocato Luca Sprezzola, ha nominato come perito di parte il dottor Davide Roncali di Mestre. Ci aspettiamo le risposte su quelle che sono le cause del decesso, ovviamente, e speriamo che sulla base del quesito fatto sia possibile già capire un po' la dinamica dell'incidente. Incidente che sarà poi oggetto di un successivo approfondimento da parte di un ingegnere. L'inchiesta della magistratura veneziana conta al momento 4 iscritti nel registro degli indagati: il 39enne di Salgareda, Luca Brugnerotto, amministratore unico dell'azienda, il responsabile sicurezza della BC Service, la dirigente scolastica dell'ITIS Da Vinci di Portogruaro, Anna Maria Zago, e l'insegnante responsabile del servizio di alternanza scuola-lavoro che Giuliano stava seguendo. Ce lo aspettavamo, ma io ovviamente in questi giorni ho parlato spessissimo con la dirigente scolastica, anche lei davamo un po' per scontato che questo avvenisse. Del resto la gravità del fatto è assoluta ed è evidente che la procura deve ragionare a maglie molto larghe. Voglio dire, come cittadino non posso che condividere la scelta, che ritengo seria, ragionevole, insomma assolutamente doverosa. L'aver inserito dei nomi all'interno di un registro degli indagati vuol dire semplicemente che queste persone sono coinvolte come indagate, non sono colpevoli, bisogna attendere un processo. Quindi noi non ci esprimiamo né nei confronti del titolare dell'azienda né nei confronti delle altre persone indagate. Per la famiglia, spiega l'avvocato, è urgente ottenere al più presto il nulla osta alla sepoltura del ragazzo, mancato quasi una settimana fa. Difficilmente si riuscirà a fissare le esequie per sabato. Ritengo che sabato sia un po' infattibile se le operazioni termineranno domani, che è venerdì. Ritengo sia più probabile la settimana prossima per una questione solo logistica, non che noi non lo chiediamo.
Nel Trevigiano un focolaio di influenza aviaria è stato riscontrato in un allevamento di circa 700 capi nel territorio comunale di Silea. Si è riunita l'unità di crisi della Regione del Veneto e l'ULSS 2 ha emanato l'ordinanza di abbattimento degli animali. A breve un'altra ordinanza definirà ulteriori misure nelle aree entro i 3 e i 10 chilometri dall'allevamento. L'unità di crisi fa appello ai proprietari di allevamenti, anche piccoli o familiari, che si trovino nei 10 chilometri del focolaio, di segnalare immediatamente l'eventuale verificarsi di mortalità anomala ai veterinari dell'ULSS che provvederanno alle analisi del caso. Nel Vicentino, per raccontarvi una maxi frode sui carburanti per ben 600 milioni di euro. Una frode internazionale di 600 milioni di euro di fatture false nel commercio di carburanti per autotrazione, che ha portato all'applicazione di 9 ordinanze di custodia cautelare per 3 padovani, 3 napoletani, 2 veneziani e un commercialista di Roma, e al sequestro di 100 milioni di euro di beni oggetto di possibili reinvestimenti. Sono questi in sintesi i numeri della maxi operazione della Guardia di Finanza, scattata oggi in numerose città d'Italia, coordinata dalla Procura di Vicenza, che ha permesso lo smantellamento di una organizzazione criminale che aveva stabilito nel territorio iberico la propria base operativa. C'era questo radicamento vicentino perché a Sossano era ubicato il deposito di carburanti di Almi SRL. La Almi SRL aveva sede a Vicenza, tra l'altro, quindi Vicenza costituiva in qualche modo l'epicentro di questo disegno. Le indagini attestano lo sviluppo delle attività illecite nel 2019 con lo schema classico delle frodi carosello, che aveva permesso di sottrarre il pagamento delle imposte attraverso l'emissione di fatture false e l'evasione dell'IVA dal prezzo finale del carburante venduto. Coinvolte anche società in Slovenia e Croazia, ma con una importante novità: il coinvolgimento di società americane con sede negli Stati Uniti. Questo ritengo costituisca una novità importante rispetto ad altri schemi di frode che sono stati risvelati. L'intervento di società di diritto statunitense che hanno sede nel Delaware. Il Delaware è uno stato a tassazione agevolata e sicuramente l'utilizzo di società statunitensi ha costituito un ulteriore elemento di sofisticazione della frode. La distribuzione commerciale del prodotto avveniva attraverso l'utilizzo di una ventina di pompe bianche, quelle cioè non legate alle principali compagnie petrolifere, che in Veneto erano ubicate a Vicenza, Verona, Treviso e Rovigo. Un danno economico consistente che sfruttava il risparmio di diversi centesimi per litro e che avevano rimpiegato il denaro per scopi sostanzialmente di godimento personale: 32 ville e terreni, veicoli, uno yacht, orologi e diamanti. C'è intanto sicuramente un danno per l'erario che si è visto sottrarre ingentissime risorse in questo settore, ma soprattutto direi un danno anche importante per quelle centinaia di piccoli imprenditori e commercianti del settore onesti che, insomma, con tanta fatica, soprattutto in un periodo molto complesso internazionale come quello di oggi, cercano di andare avanti. E soprattutto anche un danno per i clienti, perché spesso di fronte a queste frodi non si può escludere che i prodotti che vengono acquistati e che non seguono un canale legale possano essere anche di non genuina qualità. Un'altra maxi operazione scattata nel veneziano congiuntamente tra Guardia di Finanza e Polizia locale, è scattata una stretta sui B&B abusivi. B&B, appartamenti, stanze ricavate in garage o scantinati, affittanze selvagge a dir poco. Grazie a un lavoro di sinergia avviato nei mesi scorsi, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno eseguito una capillare attività di controllo nel periodo estivo con il piano Back in Venice, con lo scopo di individuare strutture ricettive irregolari o abusive. I controlli sono stati effettuati su diverse centinaia di strutture e sono state rilevate numerose strutture completamente abusive, strutture che avevano dichiarato un numero di posti letto inferiore a quello effettivamente riscontrato, più tutta una serie di violazioni di carattere amministrative. A ciò si aggiunge l'attività specifica fatta dalla Guardia di Finanza, soprattutto per quelle strutture più grandi, per le quali in diversi casi si è approfondito anche sul piano fiscale e reddituale. 31
31 le strutture abusive scoperte, altre 8 invece avevano dichiarato una capacità ricettiva inferiore a quella effettiva. In un caso è stato addirittura riscontrato che la proprietaria viveva in garage per poter affittare tutte le camere del suo appartamento. In tutto sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 216.000 euro. I metodi sono vari. Abbiamo un metodo tradizionale per la Guardia di Finanza che è quello dei questionari che abbiamo applicato, ma anche di tutte le segnalazioni che arrivano alla Polizia Locale come alla Guardia di Finanza, ma anche al controllo del territorio dove si vedono delle situazioni che sono indice di possibili attività, magari senza targhetta, e a quel punto partono i riscontri. Fondamentale l'utilizzo del software che permette di identificare in tempo reale locali abusivi o con qualche irregolarità. L'obiettivo è quello di implementare ulteriormente il software che abbiamo già approntato, che è stato arricchito con i dati che sono stati forniti anche dalla Regione Veneto, verrà arricchito con i dati che verranno forniti da una serie di comuni della città metropolitana, quelli soprattutto a maggiore vocazione turistica, parlo di Jesolo, parlo di Chioggia, di Caorle. Le cassaforti svuotate della Mala del Brenta, ricomparse in un'ansa dell'idrovia di Vigo Novo, diventeranno delle biblioteche della legalità. Queste sono le cassaforti che sono state trovate in questo pezzo di idrovia che c'è qui a Galta di Vigo Novo. L'intenzione appunto è proprio quella di recuperarle e di poterle usare come delle biblioteche a cielo aperto per dare spazio a una cultura della legalità. Queste 4 cassaforti, svuotate dagli uomini della Mala del Brenta, capeggiata dal boss Felice Maniero, sono state scoperte accidentalmente nell'ansa dell'idrovia di Vigo Novo, poco distante dal parco Saramazza. Emerse dalla sponda in secca a causa della siccità dei mesi scorsi, sono state individuate da un pescatore che ha subito avvisato i carabinieri. Il comune di Vigo Novo a breve dovrà recuperarle per farle diventare da un simbolo delle attività criminali ad un simbolo di educazione alla legalità. Com'è nata questa idea? Parlando con il collega di Vigo Novo ho detto ma a questo punto invece di far trasformare queste cassaforti in semplice ferro vecchio usiamole per lanciare un messaggio. Ho pensato ai frigoriferi che vengono usati per i libri o le bacheche dei libri nei parchi, ho detto a questo punto queste cassaforti potrebbero diventare delle bacheche della legalità. Le cassaforti libreria adatte a dare un sostegno affinché l'azione educativa possa portare a risultati positivi e duraturi nella lotta e alle forme di violenza e di criminalità saranno posizionate nei parchi delle città che ne vorranno fare richiesta. Cosa conterranno allora queste cassaforti? Dei volumi che parlano di legalità, che parlano e indagano la storia della Mala del Brenta e potremo coinvolgere, anzi lo faremo sicuramente, quelle associazioni che da Avviso Pubblico a Libera ad altre in tutti questi anni si sono impegnate per la promozione della legalità e per dire no alle mafie. La Mala del Brenta è stata un'organizzazione criminale che ha segnato un periodo buio in questi territori. A distanza di più di 30 anni le comunità non vogliono dimenticare. È innegabile che tante risorse si siano dovute spendere proprio per debellare questo fenomeno e inevitabilmente sono state sottratte ad altre funzioni che magari sarebbero tornate più utili per i nostri paesi, per i nostri comuni. Dalla riviera del Brenta a Belluno, ma subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per andare a Belluno e presentarvi un calendario sempre molto atteso. Un calvario inaudito, ecco, e poco simpatiche anche le sezioni che ha sollevato il Ministero per cercare di non pagare questo cittadino. L'odissea inizia nel 2004, quando il protagonista di questa triste vicenda è entrato in ospedale per ricevere delle trasfusioni di sangue per un problema alle piastrine, ma ne è uscito con l'epatite C, scoperta solo grazie ad un controllo medico avvenuto successivamente all'intervento. Ecco, questo servizio lo vedrete nel telegiornale di Treviso, racconta l'odissea di un paziente trevigiano. Andiamo davvero a Belluno per la presentazione del calendario di CIPA.
Un Bob a 4, il Pomagagnon di Quinta, la fantasia grafica di De Poli e Cometto firma l'edizione numero 14 del calendario del consorzio CIPA che quest'anno onora il Bob e la provincia di Belluno che vanta il maggior numero di atleti azzurri in Italia. Il Bob è stato nella nostra terra, nella nostra regione, una miniera di medaglie mondiali, olimpiche, europee, italiane e questo è straordinariamente importante. Parterre des Rois di campioni a Pianlonghi per il varo del calendario CIPA che proprio dalla geniale intuizione del suo direttore da sempre unisce informazioni utili alle imprese in ordine alle scadenze ambientali alla storia dello sport che ha fatto grande il territorio bellunese. Abbiamo icone che sono conosciute in tutto il mondo e che sono i nostri vicini di casa. A salutare la platea con un videomessaggio Ivo Ferriani, presidente internazionale della Federazione Bob e Skeleton e membro del CIO. Grazie a questa iniziativa noi diamo ancora più valore alle nostre radici in modo che sappiamo bene da dove arriviamo per creare un futuro che sia veramente fulgido. Abbiamo davanti a noi questo impegno importante e anche, lasciatemi dire, abbastanza difficile delle Olimpiadi a Cortina e a Milano insieme. Inevitabile parlare delle polemiche legate al rifacimento della pista da bob per le prossime Olimpiadi. Cortina non è Cesana a Torino e questo investimento è una potenzialità per il nostro territorio, ha detto il presidente della provincia Roberto Padrin, sostenuto dai colleghi rappresentanti istituzionali seduti al tavolo dei relatori assieme al presidente del consorzio CIPA Arone Roni e all'icona dello sport italiano di sempre Novella Calligaris, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. Io credo che fino a che veramente lo sport non entra nella scuola, ma in maniera seria, non a parole, non saremo mai a livello degli altri e non devono ingannare quelli che sono i risultati con atleti generosi, però loro sicuramente sono un esempio, uno stimolo, ma dobbiamo pensare proprio anche che se allarghiamo la base possiamo avere anche un bacino migliore, ma soprattutto avremo dei cittadini migliori. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Venerdì 23 settembre ancora bel tempo, poi nel weekend l'anticiclone delle Azzorre lascerà spazio all'arrivo di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane addensamenti sui rilievi e sulle aree limitrofe, ma in genere senza conseguenze. Temperature stazionarie minime tra 7 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi avremo qualche annuvolamento, mentre sul resto della regione cielo più limpido. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime intorno ai 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole, senza piogge degne di nota, solo con qualche nube a carattere sparso, ma appunto sarà innocua. Temperature minime intorno ai 7-9 gradi, massime sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in nostra compagnia.